In questi giorni presenterò un'interrogazione ben precisa al Ministro su questo tema per capire cosa voglia fare il Governo, cosa voglia fare la Fondazione Milano Cortina. La pista da bob che nessuno vuole realizzare, costi troppo alti, temono gli imprenditori, manutenzione impegnativa. E così il Partito Democratico del Veneto annuncia, dopo la notizia dell'asta andata deserta, che presenterà una nuova interrogazione che segue quella già depositata sul villaggio olimpico. Usare l'ex villaggio Eni di Borca di Cadore riqualificato senza danni all'ambiente, senza esborsi economici clamorosi, la proposta di Martella al governo, mentre sulla realizzazione del villaggio nella piana di Campo di Sotto aveva promesso battaglia in regione il consigliere Andrea Zanoni. Contro la pista da bob, opera simbolo delle Olimpiadi in Veneto, Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, promette battaglia. Se non ci sarà uno stop, annuncia, chiederemo l'intervento dell'ANAC per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 32 della direttiva sugli appalti, quello che prevede la procedura negoziata senza gara. La pista da bob è diventata l'esempio dell'ingordigia politica, continua Zanella, di voler spendere milioni di soldi pubblici per opere usa e getta e non per servizi ai cittadini. Noi abbiamo sempre detto che doveva essere all'insegna anche della sostenibilità ambientale, cioè si dovevano fare delle opere, ma queste opere dovevano servire per migliorare l'ambiente, si doveva intervenire sulle strade e sulle infrastrutture, ma queste dovevano essere fatte e devono essere fatte in un contesto che consenti il miglioramento della vita dei cittadini anche negli anni successivi. E proprio il territorio domenica, con le associazioni ambientaliste in testa, protesterà contro l'opera. L'appuntamento è alle 10:30 in Piazza di Bona.